Tutti ricordano Giovanni Schiavone, imprenditore di Vigonza che il 14 dicembre 2011 si tolse la vita sparandosi nel suo ufficio, strozzato dalla crisi pur avendo delle commesse. Ma lui in realtà è il nono imprenditore che dal 2009 si è tolto la vita, ma dopo di lui altri due imprenditori, uno di Padova e uno di Monselice, hanno deciso di farla finita. Complessivamente, secondo i dati raccolti dalla CGA di Mestre, solo a Padova, che peraltro risulta essere la prima provincia del Veneto per numero di suicidi di imprenditori artigiani, sono ben 12 le persone che hanno finito col soccombere alla crisi. Quasi tutte lavorano nel mondo dell'edilizia, gran parte sono dell'Alta Padovana. Una situazione complessa, la crisi, le banche che tengono stretti i cordoni della borsa, le nuove tasse, tutti elementi che non permettono di lavorare. In questa atmosfera si inserisce una doppia proposta degli ordini degli avvocati che utilizza, modificandolo, lo strumento legislativo. Due dunque le azioni da mettere in campo. Sfruttando questa nuova legge che consente di creare degli organismi che aiutino il debitore a trovare un accordo con i creditori, rateizzando, creando una nuova procedura che aiuti effettivamente poi queste imprese e questi cittadini a trovare un accordo anche se oltre la volontà dei creditori tramite il controllo del giudice. 12.000 i fallimenti accertati a livello nazionale dalla ricerca del Charvet Group con un aumento del 7,4%. La nostra proposta si rivolge ai piccoli imprenditori, cioè a coloro che non possono fallire e che, se oberati dai debiti, sono destinati a una sorta di morte civile. Fondamentale affinché le proposte degli ordini degli avvocati vada avanti serve la creazione di un fondo presso la Banca d'Italia in modo che l'imprenditore debitore non sia, come lo è invece oggi, costretto a anticipare le spese. La mediazione potrebbe trovare un suo spazio.